Come diceva Cristina, io fino agli anni '80 ho insegnato genetica e miglioramento genetico alla facoltà di agraria dell'Università di Perugia e poi mi sono trasferito per un periodo di 2 anni in un centro internazionale che si trovava, perché nel frattempo è stato distrutto, a una trentina di chilometri a sud di Aleppo in Siria, e i 2 anni sono diventati 30 per tutta una serie di motivi. E poi nel 2011, non tanto per quello che stava succedendo in Siria, quanto perché il nostro lavoro cominciava a essere posteggiato, ci siamo trasferiti in Francia per un breve periodo, perché io nel frattempo eravamo in pensione, il mio lavoro è stato ereditato da mia moglie, e poi mia moglie ha pensato di fare domanda per un posto da direttore di un programma internazionale di miglioramento genetico di cereali per zone aride in ambienti subtropicali, fondamentalmente sorgo e miglio, e quindi ci siamo trasferiti in questo centro che sta al centro-sud dell'India, da dove appunto io vengo, per fare questo giro. E noi negli ultimi circa 20 anni ci siamo occupati di un modo alternativo per fare il miglioramento genetico, che è quella scienza che poi porta alle varietà che poi producono il cibo che finisce sulla nostra tavola. Per questo a me piace introdurre questi argomenti ricordando che quasi tutto ciò che mangiamo deriva dai semi, sia direttamente che indirettamente, e che quello che mangiamo poi influenza la nostra salute. Non voglio farla troppo lunga e quindi salterò alcune diapositive, volevo soltanto ricordarvi che ovviamente se c'è qualcuno che controlla i semi, questo controllo poi finisce per controllare anche la nostra salute. Nella mia presentazione non ho incluso nessuna discussione specifica sugli organismi geneticamente modificati, di cui si parla molto in relazione appunto alla salute. C'è un altro in relazione alla contaminazione di chi non coltiva OGM. C'è un aspetto degli organismi geneticamente modificati di cui stranamente non si parla mai e che secondo me è tanto grave quanto gli altri due, è che gli OGM finiscono per rappresentare una totale mancanza di libertà da parte degli agricoltori. Quando 7 o 8 anni fa io parlavo di queste cose in una università americana, alla fine, io ero ancora in Siria, una signora è venuta sotto il podio e mi disse: quando torna in Siria dica agli agricoltori siriani che loro sono molto più liberi di me, perché se io oggi, parlo di 7 anni fa, voglio coltivare soia non geneticamente modificata, non posso, perché tutto il seme che trovo sul mercato è tutto geneticamente modificato. Negli ultimi mesi sono successe alcune cose interessanti a proposito degli OGM, che non so se sono rimbalzati sulla stampa italiana. L'anno scorso, come voi sapete, negli Stati Uniti c'è stata una grossa siccità, è comparso un articolo sulla letteratura scientifica americana che diceva: è arrivata la siccità e il re mais non era preparato. Nel 2000-2001 è stato introdotto negli Stati Uniti il cotone geneticamente modificato per la resistenza al Roundup. 2 anni dopo è stata descritta per la prima volta da un agricoltore una infestante che resisteva al Roundup. Per accorciare la storia, nel 2012 il 60% degli agricoltori della Georgia ha diserbato a mano il 40% del cotone geneticamente modificato, tornando indietro di 40 anni. Dal punto di vista biologico, gli organismi geneticamente modificati negano una verità biologica che probabilmente si studia già alle scuole medie o al liceo, cioè che se voi esercitate una pressione di selezione molto forte, finite per selezionare chi resiste a quella selezione. Quindi se voi mettete un organismo geneticamente modificato
lo trattate con il Roundup, se c'è una pianta su 1 miliardo che resiste al Roundup, l'anno successivo sarà la sola a produrre i semi. Per cui, come dicono in Umbria, vi siete dati la zappa sui piedi, avete selezionato proprio ciò che non volevate. Se voi introducete in cultura un mais geneticamente modificato per la resistenza ad un insetto, modificate l'equilibrio ecologico per cui qualche altro insetto diventerà dominante. La cosa interessante è che chi produce gli OGM queste cose le sa benissimo, per cui introducendo un organismo geneticamente modificato che risolve momentaneamente un problema, si sa benissimo che se ne crea un altro e si comincia a preparare un altro organismo geneticamente modificato. Per cui accettare la logica degli organismi geneticamente modificati significa mettersi in un processo dal quale poi non si esce più. Mentre invece esistono altre alternative. Io sono partito con il problema del cibo perché fame, cambiamenti climatici e biodiversità compaiono purtroppo come sembra che siano problemi separati, invece sono intimamente collegati e a questi è ovviamente collegata anche la povertà. Un aspetto interessante del problema della fame nel mondo è che oggi, secondo molti, questo problema non è un problema di produzioni. Molte ricerche vengono giustificate dal fatto che è necessario aumentare le produzioni agricole per sfamare i 9 miliardi che saremo nel 2050. Secondo un'altra visione, noi già produciamo abbastanza cibo per 12 miliardi di persone, solo che questa produzione è molto eterogenea, ci sono degli sprechi incredibili. Tant'è vero che anche il Papa nel suo discorso di venerdì scorso alla FAO ha condiviso questa visione. La produzione è sufficiente ma è molto eterogenea, per cui il problema non è tanto di aumentare le produzioni ma di aumentare la disponibilità e l'accessibilità. Io da quasi 30 anni vado quasi normalmente in Etiopia, per cui ho dei rapporti quasi di amicizia e spesso in Etiopia, che è uno dei paesi più poveri e ha risorse limitate, si discute di dove investire queste risorse e la tendenza è quella di investirle nelle zone più favorevoli, dove piove di più, dove i terreni sono più fertili e io nell'ambito di questo progetto di cui parlava Cristina lavoro con un'università che sta al nord, nel Tigray. Forse voi vi ricorderete che degli anni scorsi ci sono state almeno 2 o 3 occasioni in cui il Tigray è stato colpito da siccità che ha richiesto il portare del cibo a queste popolazioni. Ecco, io dicevo al Ministro dell'Agricoltura, dico, se tu aumenti le produzioni nella parte centrale dell'Etiopia, che ti aspetti che la mattina la gente prende il primo aereo da Mekelle e viene a fare la spesa a Addis Abeba e poi torna indietro? Ed è questo un problema che si trova spesso in molti paesi. L'altro problema di cui si parla sempre è la biodiversità, questo è anche legato poi all'uso degli OGM, che ovviamente diminuirebbero la biodiversità. La biodiversità, c'è un rapporto famoso che sta sui tavoli di quasi tutti gli amministratori, e siccome la biodiversità è legata alla sicurezza alimentare, fa parte del diritto al cibo. A me colpisce sempre una cosa, che quando si parla dei nostri soldi, di investire i nostri soldi, so che parlare di finanza e di soldi in questo periodo non è forse la cosa migliore, però in genere mi dicono che quando uno va in banca e chiede consigli su come investire i propri risparmi, la prima domanda che si sente fare è a che tipo di rischio vuole avere in questo investimento e se uno, immagino la maggior parte di noi qui dentro, dice io non voglio nessun rischio, le consiglio di differenziare. Nel caso del nostro cibo facciamo esattamente il contrario, siamo andati disperatamente verso un'infermità. E lo vedrete fra poco. La riduzione della biodiversità ci sono delle cifre sulle quali ormai tutti concordano, abbiamo perduto già il 75% della diversità genetica di quello che coltiviamo, e tanto per darvi un'idea di quanto insicura sia la nostra sicurezza alimentare, anche se queste sono alcune delle specie più importanti, anche se voi vedete tantissimi nomi di varietà diverse, eccetera, in realtà se voi andate a vedere la genetica di queste varietà,
il 70% di varietà di patate che vengono coltivate risalgono più o meno a 4 varietà che sono i genitori di tutte. Nelle piante esistono relazioni come fra noi, fratelli, sorelle, cugini, cognati, ecco, sono tutte più o meno imparentate. Per cui in realtà la base genetica è molto stretta. Una cosa che voi sicuramente sapete, e questa è legata al problema degli OGM, è che oggi c'è un monopolio nel mercato dei semi, per cui 4 grandi multinazionali, questi sono dati del 2008 che sono stati riveduti in peggio dal mio punto di vista in un rapporto del Ministero dell'Agricoltura americano del 2011, ci sono 4 ditte che controllano il 50% del mercato dei semi, con altre 2 si arriva quasi al 70%. Esiste anche un monopolio del mercato dei pesticidi e sono sicuro che voi non vi meraviglierete nel sapere che queste 4 sono le stesse. Queste 4 hanno anche grandi programmi di miglioramento genetico. E secondo voi che interesse avrebbero a fare delle varietà resistenti a malattie o insetti, visto che vendono anche i pesticidi? E sapendo che i pesticidi sono fra le 12 sostanze chimiche più pericolose al mondo, 9 sono pesticidi, e i pesticidi sono così pericolosi, e nell'accezione inglese pesticida include i trattamenti contro gli insetti, contro le malattie e contro le erbe infestanti. Delle 12 sostanze più pericolose al mondo, 9 sono pesticidi, sono così pericolosi perché non sono selettivi, colpiscono tutti, e infatti queste 4 ditte, queste 4 multinazionali hanno già fatto, non lo stanno facendo ancora, stanno acquisendo ditte farmaceutiche. Ci sono tutta una serie di malattie che sono scientificamente associate, cioè è stato provato scientificamente a essere associate ai pesticidi. Ce n'è un altro gruppo che invece è molto probabilmente, ma non è stato ancora provato in maniera certa, associato a pesticidi e malattie. Questa è una fonte uscita da pochi mesi. E il problema è che queste sostanze sono particolarmente tossiche nei confronti dei feti e dei bambini, nel caso della specie umana. E questo è il report che vi dicevo prima. La stessa cosa succede per quello che voi comprate sui mercati, di fatto tutto è prodotto da 10 gradi di ditte. Secondo un mio collega sono 11, ma non ne faccia molta differenza. Per cui sicuri siete voi a decidere che cosa mangerete. Questa sera che quello del mangiare io ho deciso Cristina Micheloni, spero. Ed è triste perché in realtà noi siamo circondati da un'incredibile diversità, per cui tutto questo si può fare benissimo o meno. Noi utilizziamo soltanto una piccola parte di ciò che potremmo come fonte di cibo, e in realtà quando dico noi sul pianeta, perché noi nel mondo occidentale, cioè voi visto che non ci vivo più, ne utilizzare molto di meno, bisogna andare nell'estremo oriente o anche in India, dove si mangiano cose che noi non mangiamo, che sono buonissime. La cosa grave è che non soltanto mangiamo pochissima diversità, ma solo 15 culture forniscono il 90% delle calorie e appena 3 il 60%. Cioè noi dipendiamo per il 60% delle nostre calorie da quel frumento, quel riso e quel mais in cui c'è stata una tremenda erosione della diversità genetica. Per cui siamo andati nel corso del tempo verso una uniformità del cibo che recentemente, un paio di anni fa, un articolo sempre sulla rivista americana ha dimostrato essere associata ad una diminuzione della diversità della nostra flora intestinale, che è a sua volta associata con l'aumento della frequenza di malattie a base infiammatoria come asma e diversi tipi di cancro. E il miglioramento genetico, per il mestiere che io ho fatto per tanti anni, è stato posto sul banco degli accusati, perché dopo la domesticazione delle piante, che è avvenuta per la prima volta nella mezzaluna fertile, poi anche in altre parti del mondo, da lì gli agricoltori poi hanno cominciato a muoversi intorno a 9.000 anni fa verso quella che è oggi l'attuale Grecia, si sono sistemati sulla costa, dove probabilmente integravano
l'agricoltura con la pesca, poi c'è stato verso circa 9.000 anni fa l'ultima fase dell'era glaciale, l'ultimo scioglimento dei ghiacci, il livello del mare è salito, per cui questa gente è scappata via dalle coste, è venuta su verso i Balcani e probabilmente è entrata in Italia da queste parti. Portandosi dietro, ovviamente, quando questi si muovevano, si portavano dietro semi e animali che per fortuna erano variabili, per cui man mano che si spostavano, quando si fermavano in un posto, cominciavano a utilizzare quella diversità per adattare le culture all'ambiente, dove per ambiente intendo terreno, clima, ma anche utilizzazione specifico di quel luogo. Quando poi agli inizi del Novecento sono state riscoperte le leggi di Mendel e il miglioramento genetico ha cominciato ad essere fatto in modo scientifico, sono successi due fatti importanti che poi ci hanno portato nel corso del tempo a dove siamo adesso. Ciò che fino allora era stato fatto da una moltitudine di agricoltori in molti posti diversi ha cominciato a essere fatto da relativamente poche persone, come me, in relativamente pochi posti, le stazioni di ricerca o gli istituti di ricerca, che per tutta una serie di motivi in queste stazioni di ricerca in genere le piante, ma questo si fa anche per gli animali, vengono coltivate in maniera ottimale. Questo ha comportato un cambiamento nella filosofia del miglioramento genetico. Mentre gli agricoltori selezionavano per il loro posto, i ricercatori, siccome da un solo posto dovevano servire una clientela molto vasta, hanno cominciato a selezionare varietà che mediamente andavano bene in tantissimi posti diversi. E quindi alla selezione per adattamento specifico si è sostituita gradualmente la selezione per ampio adattamento, che guarda caso faceva anche gli interessi delle ditte sementiere, perché per una ditta sementiera conviene molto più produrre tanto seme di relativamente poche varietà, perché non so se avete mai visitato una ditta sementiera, sono macchinari imponenti che nel caso voi cambiate varietà dovete fermare, ripulire, stare per giorni fermi e poi passare a un'altra varietà, per cui è quasi impensabile che una struttura del genere possa fare dei profitti vendendo poco seme di tante varietà diverse che si adattano a posti diversi. E adesso ciò che gli agricoltori hanno fatto per qualche migliaio di anni è diventato quasi illegale, per cui sono tutta una serie di problemi in cui la Comunità Europea proprio nelle ultime settimane comincia a mostrare qualche apertura, ma ancora oggi per esempio se uno fa il miglioramento genetico del pomodoro, seleziona una nuova varietà di pomodoro come agricoltore o si trasforma in una ditta sementiera oppure non può vendere quel seme ad altri agricoltori. È anche importante ricordare che in tutto questo processo si è accumulato quello che va sotto il nome di sapere contadino. Un'altra cosa interessante è che quando è cominciato il miglioramento genetico cosiddetto scientifico, di tutto questo sapere che si era accumulato per millenni non si è fatto alcun uso. Nel senso che quando io ho cominciato a lavorare con gli agricoltori, come diceva Cristina, io mi sono trovato di fronte a una situazione per cui i ricercatori nei paesi in via di sviluppo non parlavano con gli agricoltori perché questo poteva essere preso dai loro superiori come una perdita di prestigio. Per cui gli stessi ricercatori locali non parlavano con gli agricoltori e quando parlavano lo facevano male. E per fortuna tutti questi saperi si ritrovano ancora anche nel nord del mondo. Qui tra altre cose c'è qualcuno che voi conoscete molto bene che fa il miglioramento genetico del radicchio, ma di questi esempi ne potrei fare molti altri. Una cosa interessante del sapere contadino è che parte di quel sapere è la biodiversità. Tant'è vero che anche qui posso portare gli esempi di agricoltori che ho conosciuto andando in giro. Questo è un agricoltore cubano che per suo interesse conserva una varietà di conserva una collezione di un centinaio di varietà di fagioli. In India c'è quel villaggio dove lavora Vandana Shiva, conservano 600 varietà di riso aromatico. Michele Tanno ha fondato questa associazione nel Molise tesa al recupero di vecchie varietà che si credevano perdute.
la Swaminathan Research Foundation a Chennai ha concesso uno spazio agli agricoltori perché facessero una banca del seme. Io negli ultimi 7-8 anni ho lavorato molto con diversi gruppi di agricoltori in Iran e anche loro, seguendo l'esempio che facevo vedere prima, hanno voluto fondare una loro piccola banca del seme. E poi qualunque occasione è buona per esibire la diversità. E in molti di questi paesi la biodiversità si ritrova ancora a 4 livelli, alcuni dei quali sono sicuramente molto familiari anche a voi. Culture diverse nella stessa azienda, varietà diverse all'interno di ciascuna cultura, piante diverse nello stesso campo e, ancora più interessante, miscugli di specie diverse. Questo è un miscuglio che è molto comune nel nord dell'Etiopia e in Eritrea, è un miscuglio di frumento e orzo, che qui potete vedere in particolare, e la cosa interessante è che non è una varietà di orzo o una varietà di frumento, in realtà sono varietà locali per cui l'orzo e il frumento sono in realtà costituiti da tipi diversi. Vedete, qui c'è un orzo nero e qui c'è un orzo bianco. E quando io ho scoperto questa cosa, molti anni fa, ovviamente la prima domanda è stata: perché fare una cosa del genere? Questa è una cosa che va avanti da 2000 anni. Gli agricoltori mi hanno detto che in questo miscuglio il frumento non prende la ruggine, lo prende molto di meno, l'orzo non va per terra e il pane è molto più buono. E per di più, siccome l'orzo e il frumento hanno una diversa resistenza alla siccità, in un anno siccitoso è l'orzo che contribuisce alla produzione, in un anno piovoso è il frumento che contribuisce alla produzione, tant'è vero che ultimamente, perché non si finisce mai di scoprire tutta una serie di aspetti di queste cose, gli agricoltori mi dicevano che loro ricostituiscono il miscuglio ad ogni semina, perché se loro hanno un anno piovoso ovviamente raccolgono più frumento che orzo, e se seminano il seme che hanno raccolto e l'anno successivo è un anno siccitoso, ovviamente perdono il vantaggio della resistenza alla siccità, per cui è una cosa molto, molto sapiente. E ovviamente le cose non sono, le proporzioni non sono le stesse. Ecco, negli anni 90 insieme a mia moglie abbiamo cominciato a porci dei problemi. Questo sistema non funzionava nei paesi in via di sviluppo. Noi a quel punto eravamo già stati una decina d'anni in Siria. Per il nostro lavoro dovevamo frequentare molti convegni nei paesi in via di sviluppo e c'era questo ritornello che ci veniva proposto ad ogni convegno, che c'erano queste varietà meravigliose prodotte dai ricercatori e quegli analfabeti, conservatori, poi altre parole ancora meno eleganti, degli agricoltori non le coltivavano. Per cui la colpa era tutta degli agricoltori. E dopo 10 anni che sentivo questo ritornello, io ho cominciato a chiedermi se per caso il problema non fossero quelle varietà. Allora abbiamo cominciato a modificare il modo di fare il nostro lavoro, ci siamo posti il problema: possono le istituzioni organizzare la ricerca agricola in maniera da conciliare la salvaguardia della biodiversità, produrre cibo più sano e sfamare la gente? Oggi, dicevo prima l'assessore, si segue questo dogma per cui sembra quasi che l'uniformità sia il solo modo per risolvere il problema della fame nel mondo. E abbiamo cominciato a sperimentare un metodo di miglioramento genetico che già alcuni praticavano. Noi ci abbiamo semplicemente aggiunto un po' di scienza. La ricerca partecipativa consiste fondamentalmente, in generale, nel fatto che se io produco una qualunque tecnologia, anziché lasciare coloro che dovranno utilizzare questa tecnologia in fondo al processo, queste persone vengono coinvolte nel processo stesso di sviluppo della tecnologia. Quindi nel caso di un processo di miglioramento genetico, mentre in un programma convenzionale quello che succede è che il ricercatore produce una grande diversità, questo era il mio campo quando lavoravo in Siria, qui ci sono 75.000 tipi di orzo diversi.
Io qui poi ci passavo ovviamente le giornate, questi 75.000 venivano ridotti, per cui qui vedete erano parcelline di 2 file, diventavano parcelle più grandi di 4 file, poi diventavano parcelle ancora più grandi, si cominciava a misurare, a confrontare la produzione e alla fine si producevano delle varietà, queste venivano iscritte al registro, c'erano un nome, si produceva del seme e questo è il seme che voi trovate sul mercato. Per cui il vostro coinvolgimento, il coinvolgimento degli agricoltori è decidere soltanto se quel seme va bene oppure no. Ma non avete, spesso e volentieri gli agricoltori non sanno nemmeno come e perché quel seme è stato prodotto. Nel caso del miglioramento genetico partecipativo, una prima differenza è che queste prove di valutazione vengono fatte nei campi degli agricoltori. Per cui le tecniche agronomiche, le scelte se concimare o non concimare, vengono fatte tutte dagli agricoltori. L'esperimento viene trattato esattamente come tratterebbero la loro cultura normale. La seconda differenza è che gli agricoltori valutano queste varietà che sono in corso di selezione. Il processo in realtà, il ciclo dura all'incirca 4 anni. Questo processo di valutazione è quanto più inclusivo possibile, perché spesso si ha a che fare con situazioni in cui gli agricoltori non sono capaci di scrivere il loro giudizio, per cui vengono accompagnati da qualcuno che riesce a farlo. E che cosa succede? Siccome loro vedono questo processo di selezione, cominciano ad acquisire una certa familiarità con questi materiali in selezione, finiscono dopo 2 o 3 anni per cominciare a provare alcune di queste cose nei loro campi e uno si trova che c'è un ettaro di materiale che non è ancora finito. Per cui l'accettazione di una varietà, anziché essere quel punto interrogativo che c'era nel processo precedente, avviene nel corso del processo. Quindi si inverte il rapporto fra iscrizione al registro e accettazione. Mentre in un processo convenzionale prima si scrivono le cose al catalogo e poi si mettono sul mercato, qui prima si verifica se quelle varietà sono accettabili dall'agricoltore e quelle che sono accettabili possono eventualmente, se la situazione lo richiede, essere iscritte al registro. È un processo, una collaborazione che a me piace pensare dinamica, perché in effetti i miei rapporti con questi agricoltori sono venuti soprattutto particolarmente in Siria, dove la cosa è cominciata e purtroppo è finita malamente, ma che ancora dura in molti altri paesi, dove gli agricoltori mettono a disposizione tutte le loro conoscenze e altrettanto fanno i ricercatori. Questo tipo di ricerca, tra altre cose, può essere tranquillamente pubblicata. Una delle poche cose di cui vado fiero è che io ho pubblicato un lavoro su una rivista scientifica internazionale con i nomi degli agricoltori come coautori. Dal punto di vista scientifico i 2 processi sono esattamente la stessa cosa, perché si basano sulle leggi della genetica e, come dicevo, le due differenze importanti sono che tutto avviene nei campi degli agricoltori, tutto viene deciso insieme, e un'altra differenza fondamentale che ritorna al problema della biodiversità è che questa è una mappa del mio programma sull'orzo in Siria. Qui io dove ho lavorato per 30 anni, questi blu sono le sedi delle stazioni del Ministero, delle stazioni sperimentali del Ministero, e questi marroni sono i villaggi. Questi villaggi ricevevano un certo numero di varietà, di campioni di orzo in questo caso. Se voi chiedete ad un istituto sperimentale, ma anche qui in Italia, in Europa, e vi fate dare una mappa dei loro esperimenti, vi danno una cosa del genere. Qual è la differenza? La differenza è che in questo caso ogni villaggio viene considerato come una unità indipendente di selezione, cioè gli agricoltori fanno la selezione lì, scelgono la varietà che va bene in quel villaggio indipendentemente da come quella varietà va negli altri villaggi. In un programma convenzionale si raccoglierebbero i dati da tutti questi villaggi, si fa un'analisi statistica globale e si va a cercare quella o quelle poche varietà che mediamente vanno bene dappertutto. Quindi voi avete esattamente lo stesso impianto scientifico, avete esattamente gli stessi dati, avete esattamente le stesse analisi statistiche, poi queste informazioni vengono utilizzate in maniera completamente diversa. Da una parte si selezionano poche varietà
che possono essere vendute a tutti, dall'altra si selezionano tante varietà che sono adattate in maniera specifica ai diversi ambienti. Poi può succedere benissimo, e noi è successo, che alcune varietà vengono selezionate contemporaneamente in più di un villaggio. Per cui la ricerca dell'adattamento specifico non esclude la possibilità di trovare anche varietà con adattamento ampio. In questo processo ci sono tutta una serie di biotecnologie cosiddette non invasive che possono essere utilizzate. Pensate per esempio a situazioni, ce ne sono tante per esempio in Africa e in Asia, immagino anche qui, in cui non è possibile coltivare una certa cultura a meno che non sia resistente ad una certa malattia, ad un certo insetto o ad una certa infestante. Allora a questo punto, prima di portare i materiali nei campi degli agricoltori, si può fare uno screening utilizzando per esempio marcatori molecolari per assicurarsi che tutto il materiale che va nei campi degli agricoltori è resistente a quel particolare problema o per esempio ha quella particolare qualità senza la quale poi gli agricoltori non potrebbero vendere il prodotto al mercato, lasciando però diversità per tutto il resto. E questa è un po' una mappa delle culture e dei paesi in cui io sono implicato personalmente, o lo sono stato, perché per esempio in Siria adesso non è più possibile lavorare, e una novità interessante è che l'anno scorso il Ministero dell'Agricoltura ha aperto una piccola finestra e ci ha dato ha approvato un progetto di selezione partecipativa sul pomodoro, che viene condotto da un istituto che sta nelle Marche e al quale io collaboro come consulente. E speriamo che poi i risultati, il progetto è soltanto di 2 anni, per cui finisce alla fine di quest'anno, speriamo che i risultati consentano di aprire qualche altra finestra. In realtà poi ci sono tantissimi altri programmi nei quali io occasionalmente collaboro semplicemente per fare dei corsi di addestramento, eccetera. Ma come vedete praticamente in tutti i continenti e su tantissime culture diverse. Molte di queste le riconoscete, poi ce ne sono alcune che sono tipiche dei paesi africani, come la teff che serve per fare un certo tipo di pane in Etiopia, o il fonio che si coltiva in Mali, questa è la quinoa che ormai si conosce anche qui da noi, diverse leguminose, piante da radice tubero come cassava, questa è la cassava, questa è la patata che conosciamo tutti, questa è la patata dolce. Pomodoro e cavolfiori, questi vengono fatti soprattutto in Europa, uno è il nostro, poi c'è un programma sul pomodoro anche in Spagna, e il cavolfiore c'è una ricercatrice francese nel nord della Francia, e su culture industriali. Per cui, come poi dirò più avanti, il metodo è molto flessibile perché si può adattare a tutte le culture. Una cosa interessante è che quando si mettono in piedi questi programmi e si discute con gli agricoltori, molto spesso gli agricoltori pretendono che nel materiale che si mette in selezione ci siano anche le varietà locali. Uno dei problemi che abbiamo incontrato è la partecipazione delle donne in molti di questi paesi, che per noi è ancora una cosa molto misteriosa, perché noi abbiamo avuto partecipazione di donne spontanea in paesi come Iran, Yemen, Giordania, dove c'è una comunità quasi al 50% musulmana e cristiana, le donne cristiane e musulmane vengono al campo tenendosi per mano. Abbiamo avuto grosse difficoltà ad avere partecipazione femminile in Siria, che abbiamo dovuto in qualche modo forzare, invitando un gruppo di donne giordane perché ovviamente era più facile dal punto di vista logistico, e queste donne giordane sono arrivate nei campi di questi agricoltori siriani, scatenando una piccola rivoluzione, perché io per esempio a quell'epoca avevo lavorato con famiglie di agricoltori per 10 anni e non avevo mai incontrato la moglie. Per questo poi ha scatenato, queste sono donne druse al sud della Siria, e queste donne che sono molto hanno un carattere molto forte, hanno preteso un esperimento in cui l'accesso agli uomini doveva essere proibito. E noi in questo momento abbiamo una studentessa originariamente di Ascoli Piceno, anche lei è stata all'estero gran parte della sua vita, che prenderà il dottorato in un'università olandese a metà settembre, e che appunto ha fatto una tesi su questo lavoro che noi abbiamo fatto in Siria per capire quali sono
i meccanismi che bisogna mettere in atto in questi programmi per facilitare la partecipazione delle donne. Come dicevo prima, in alcuni casi non solo è spontanea ma è molto numerosa. Questo è un piccolo programma che mi ha finanziato qui la regione, negli 8 piani etiopi. È stato di gran lunga il progetto in cui abbiamo avuto la maggiore partecipazione femminile. La prima volta che io sono arrivato, questa è infatti una foto che ho fatto la prima volta, io sono arrivato da questo lato e ho girato l'angolo e mi sono trovato da questo spettacolo incredibile, con oltre un centinaio di donne e appena 17, li ho contati perché volevo essere sicuro, e come potete immaginare i 17 uomini sono guardati bene dall'aprire bocca. Per me, venendo dai paesi arabi, era una situazione del tutto insolita. Poi ho scoperto che in realtà c'era un'associazione femminile e io sono rimasto incantato a sentire parlare di queste donne, di cambiamenti climatici, di biodiversità, di agricoltura organica. Sembrava di stare in una conferenza in un paese in via di sviluppo, stavo in un villaggio sperduto al centro dell'Etiopia. In questi programmi ci sono 2 momenti chiave. Il primo, come accennavo prima, è quando gli agricoltori, uomini e donne, vengono al campo e individualmente esprimono il loro giudizio numerico, per cui poi si può analizzare con metodi statistici, su tutto ciò che vedono. Questi esperimenti poi per il resto vengono trattati gli esperimenti di una stazione sperimentale, cioè si prendono una serie di misure e si misura ciò che si misura di solito viene concordato con gli agricoltori, cioè si misurano cose, caratteristiche che per gli agricoltori sono importanti. Tutta questa marea di numeri viene poi analizzata, come si fa nelle stazioni sperimentali, e c'è un secondo incontro con gli agricoltori in cui i risultati di questa analisi vengono tabulati in forme accessibili e qui si prendono decisioni su che cosa selezionare e che cosa scattare. E qui c'è un po' di fotografie di questi esperimenti. Questo è in Siria, questa è una visione da vicino di queste parcelle, con gli agricoltori che stanno dando i loro punteggi. Ciò che viene selezionato in questo esperimento viene seminato in un secondo anno, per cui si passa in questo caso da circa 160 tipi di orzo a non più di 20 o 30, si riseleziona di nuovo, dai 20-30 si scende a circa una decina al terzo anno e qui, siccome come vedete le parcelle aumentano e quindi aumenta la disponibilità di seme, gli agricoltori cominciano a seminarselo per conto loro. E questo è un mezzo ettaro seminato dagli agricoltori, per cui l'agricoltore già mostra di accettare questo tipo di varietà. Come diceva Cristina prima, noi ripetiamo questo processo di selezione per 4 anni, per cui si scende da 160 a non più di 2 o 3, proprio per essere sicuri che vengano selezionate delle varietà che hanno una certa stabilità di produzione. Questo varia ovviamente a seconda dei paesi e a seconda delle culture. Nel caso della Siria, nel caso di altri paesi, l'orzo è utilizzato soprattutto per l'alimentazione del bestiame. Il vero prodotto agricolo non è l'orzo, ma sono le pecore. E se gli agricoltori non raccolgono, perché è un anno estremamente siccitoso e la varietà è suscettibile alla siccità, non hanno alimento per il bestiame e quindi devono vendere una parte delle pecore. E queste sono delle tragedie a livello familiare che io ho vissuto personalmente, perché nel 2008 c'è stata una siccità tremenda in tutto il Medio Oriente e io a settembre del 2008 ero seduto con un gruppo di agricoltori a circa 200 km da Aleppo ed ero circondato da una dozzina di persone che non avevano raccolto perché erano caduti soltanto 50 mm di pioggia. Avevano venduto l'80 o il 100% delle pecore che avevano, non avevano un soldo in tasca e soprattutto non avevano seme da seminare. E mentre discutevamo di come uscire fuori da questa situazione, io non potevo credere ai miei occhi, sono entrati i ragazzini con un vassoio pieno di cibo esclusivamente per me. E io ho tagliato corto la riunione, ho fatto i 200 km fino alla stazione sperimentale, violando tutti i limiti di velocità, ho radunato tutti i miei tecnici e ho fatto fare un inventario di tutto il seme che avevamo e che non ci serviva. Noi avevamo un programma che copriva circa 40 ettari, per cui avevamo un sacco di seme che non ci serviva. Ho fatto riempire 2 camion di seme, li ho mandati su a questo villaggio, li ho fatti seminare con la densità di semi più rata, per cui sono riusciti in qualche modo a tirare avanti.
Non pensate che siano necessari grandi spazi, il 90% dell'agricoltura in Yemen è così, sono terrazze che arrivano fino a 3.000-3.500 metri e con disegni sperimentali particolari noi siamo riusciti a fare queste prove anche in questi ambienti abbastanza difficili. Qui sono le donne eritree che ci avevano chiesto di fare queste parcelle di fava lunghe e strette perché era più facile per loro fare la selezione. Questa è l'ultima cosa che abbiamo fatto in Siria prima di venire via, con lenticchie e ceci. Qui vedete parcelle molto piccole perché in Eritrea gli agricoltori hanno mezzo ettaro, 3/4 di ettaro, al massimo 1 ettaro, per cui non possono mettere a disposizione grandi superfici per questi esperimenti. E qui questo vi dà un'idea di come queste prove sperimentali, che in tutto per tutto assomigliano a quello che si fa in una stazione sperimentale, sono calate nella realtà di quella particolare azienda. Pensate che qui la preparazione del terreno è stata fatta come se l'agricoltore dovesse seminare la sua cultura. Vabbè, queste sono zone remote dell'Etiopia, ho fatto già vedere prima. Nel 2006 io ho fatto una presentazione di queste cose in Francia, c'era una ragazza iraniana che fa parte di un'organizzazione non governativa che mi ha chiesto se queste cose potevano essere fatte anche in Iran. Per cui abbiamo cominciato in questo villaggio che sta a circa 80 km a est di Teheran, completamente irrigato perché è molto, molto secco. E l'unica differenza tra questo campo e un campo normale sono questi muretti che gli agricoltori hanno deciso di fare per separare, per evitare che quando seminavano a mano il seme schizzasse da una parcella all'altra. E queste appunto sono le persone che lavorano in questa organizzazione non governativa, e questa è la direttrice scientifica, e lei poi è quella che di fatto espande il programma di provincia in provincia, perché quello che fa. Lei va per conto suo, incontra i grandi dignitari nelle diverse province, ottiene una lettera ufficiale di invito con cui ottengo un visto, poi io vado, questo è uno dei direttori di una delle province, una delle ultime nelle quali abbiamo cominciato a lavorare, la provincia di Fars, la cui capitale è Shiraz, che è famosa per il vitigno rosso, e lui ci dà praticamente ci dà il benvenuto a iniziare questo progetto, dopodiché loro selezionano i villaggi in cui lavorare e io poi in ogni villaggio incontro lo staff tecnico, poi gli agricoltori. La giacca che porto non è la stessa, nel frattempo l'ho cambiata perché tutti questi viaggi ne si erano rovinati. Questo è stato un meeting molto interessante perché, come vedete, quel tappeto, questo pensate, questa è tutta gente che incontravo la prima volta e ho utilizzato quel tappeto come un esempio di una prova sperimentale, di quello che poteva essere una prova sperimentale. E poi si va al campo e si segue. Poi ieri torno l'anno dopo per vedere cosa succede. Questi sono posti molto remoti, potete immaginare qui dal background che c'è. E come accennavo prima, il metodo è flessibile perché si può adattare a diverse culture, noi siamo riusciti praticamente a fare con tutti questi programmi in tutti questi paesi delle varietà, particolarmente negli ambienti più difficili. C'è stato anche un effetto istituzionale, su questo poi tornerò fra un momento. Questo è il ministro dell'agricoltura eritreo che è venuto in Siria a visitare alcuni di questi esperimenti, e questo è uno degli agricoltori che gli sta illustrando gli esperimenti. Ha avuto un grosso effetto sulle persone. Tanto per darvi un'idea, è venuta una ricercatrice metà americana e metà argentina a fare un'indagine proprio sull'effetto di questo lavoro sulle persone. Lei ovviamente ha intervistato delle donne giordane, le quali alla domanda: ma questo progetto che cosa significa per voi? E le donne sono un po' meravigliate di questa domanda e poi hanno risposto: ma questo progetto per noi è la vita, perché in vita nostra nessuno ha mai chiesto il nostro parere. E molti agricoltori, particolarmente in Siria, dove non è dato esprimere completamente le proprie opinioni, mi hanno detto che loro si sentivano proprio diversi come persone. Vi ho già accennato all'aumento della biodiversità, volevo soltanto dirvi che la biodiversità che si crea con
con questo metodo di miglioramento genetico non è soltanto diversità nello spazio perché i villaggi selezionano cose diverse, ma questo per esempio è un lavoro che ha fatto una ragazza francese che è venuta giù ad Aleppo per 6 mesi, poi anche lei è andata via nel 2011 quando sono cominciati i disordini, ma man mano che altre varietà arrivano e cominciano a essere coltivate, quelle che erano state adottate 3 o 4 anni prima scompaiono, per cui c'è questo ricambio molto rapido e quindi c'è diversità nello spazio e diversità nel tempo, che crea una barriera pressoché insormontabile per malattie e insetti. E qui stiamo parlando di massimizzare la produzione agricola del paese, massimizzando la produzione agricola di ogni singolo villaggio. E i soli attori di tutto questo sistema che non riescono a infilarsi in questo meccanismo sono le ditte semenziere, perché non riescono a maneggiare tutte queste varietà. Ma qui siamo in situazioni in cui gli agricoltori da sempre hanno fatto il loro segno. Pensate che in Siria la ditta sementiera, che di fatto è proprietà del governo, produce seme certificato di orzo in una quantità che soddisfa soltanto il 10% delle richieste, per cui il 90% del seme che viene seminato dell'orzo sarebbe rispetto alle nostre leggi illegale, per cui è in questo 90% che si infilano tutte queste nuove varietà selezionate dagli agricoltori. Nel 2008 è successa una cosa, noi abbiamo cominciato a chiederci se questo fosse il modello migliore per rispondere ai cambiamenti climatici. Funzionava molto bene in tutti i paesi, anche se in alcuni paesi le autorità non lo gradivano particolarmente. E questo atteggiamento delle istituzioni dei ricercatori, che in genere è negativo, imprevedibile e mutevole, ha avuto il suo culmine in una provincia dell'Iran, e questo mi ha fatto capire una volta per sempre che il modello era molto fragile. Quello che è successo è che quella provincia sta qui ai confini con l'Iraq, è la provincia nella quale questo villaggio, il primo villaggio in cui abbiamo lavorato sta in questo modo qui, a un'ottantina di chilometri da Teheran, e questa è stata la seconda provincia, è una provincia molto importante dal punto di vista agricolo, e lì tutto è stato dovuto a questo signore che era il direttore dell'ufficio provinciale di agricoltura, si chiama Rointan, e lui era molto religioso, e secondo lui questo modo di fare agricoltura era anche un modo per vivere correttamente l'Islam, per cui lui l'ha accolto in maniera entusiasta. Partecipava a tutte le nostre riunioni con gli agricoltori, e infatti nel giro di pochi anni abbiamo di fatto invaso tutta la provincia. Poi lui ha cominciato a telefonare anche ai suoi colleghi direttori provinciali delle altre province, per cui ci ha aiutato anche a spostarci in altre province. Poi ad aprile del 2011 è stato rimosso e il suo sostituto, il suo successore, e mi hanno detto che questa è una cosa molto frequente in Iran, ha deciso di cancellare tutto ciò che il suo predecessore aveva fatto. Succede anche qui. Non sono in Iran. E questa cancellazione includeva anche la mia possibilità di andare in quella provincia. Il tutto è successo mentre stavamo andando in quella provincia, stavamo a circa 100 km dalla capitale, e io cominciavo a sentire questo turbinio di telefonate in macchina, e anche se non capisco il farsi, ovviamente l'atteggiamento delle persone era abbastanza eloquente, e di fatto era lui che telefonava alla direttrice di questo NGO dicendole che siccome lui non era al corrente, il problema in Iran è che io per andare ho bisogno di una lettera di invito. La lettera di invito ovviamente è una che viene da uno dei direttori, per cui in quel caso la lettera di invito veniva dal direttore di un'altra provincia, e lui ha preso questa come scusa che per non consentirci l'uso della sala delle riunioni, non consentirci l'uso della guest house e non consentire ai ricercatori di partecipare alle nostre riunioni.
Questo succedeva ad aprile del 2011, noi abbiamo fatto una riunione informale con gli agricoltori, lui ci ha mandato la polizia segreta, non è successo praticamente nulla, tranne che quando io ho chiesto il visto a giugno dell'anno successivo, questo è successo dopo 18 o 20 viaggi interrotti e altrettanti visti in Iran, il visto mi è stato negato, perché io sono stato un anno senza poter andare in Iran, ci sono tornato 2 mesi fa con un visto turistico, che però non mi consente di parlare con professori universitari, personale dei ministeri, eccetera. Nonostante tutto il lavoro va avanti, adesso c'è una ragazza, questa, che ho fatto, una delle donne, delle ragazze che ho fatto vedere prima, che sta facendo un'indagine, ecco, ci aspettiamo ancora di sapere quanti agricoltori partecipano in queste nuove province. Come vedete siamo in parecchie province. E considerate queste due cose, la necessità di trovare una risposta dinamica, poco costosa e soprattutto disponibile nelle mani degli agricoltori, e creare un modello che evitasse questa dipendenza degli agricoltori dai cambiamenti di umore di chi doveva fornire il materiale per poter fare quel modello di ricerca partecipativa di cui ho parlato prima. Abbiamo rispolverato un'idea che era stata pubblicata da un ricercatore americano, questo signore che sta mangiando la pizza, addirittura nel 1956, lui ha pubblicato un lavoro che ovviamente è rimasto completamente trascurato, e che consiste nel formare dei grandi miscugli di tante varietà diverse e di lasciare evolvere questi miscugli dove l'agricoltore pensa di dover coltivare la varietà futura. Che cosa succede in questi miscugli? Se si tratta di una specie che si autofeconda, come orzo, frumento, riso, in queste specie l'autofecondazione non è mai perfetta, c'è sempre un 2, 3, 4% di incroci, e questo fa sì che la popolazione cambia continuamente, che si evolva, per cui tutte le volte che voi seminate e raccogliete, non raccogliete esattamente quello che avete raccolto l'anno prima, la popolazione cambia, e cambia in che direzione? Nella direzione di evolversi e di adattarsi lì dove è stata seminata. Noi abbiamo cominciato nel 2008 con una popolazione ottenuta mescolando 1600 tipi diversi di orzo, che abbiamo distribuito in 5 paesi diversi. Poi l'anno dopo i miei colleghi che lavorano sul frumento duro e il frumento tenero mi hanno dato un po' del loro materiale, e come vi dicevo si tratta di seminare questa popolazione nelle condizioni più difficili. Se in un'azienda abbastanza grande esistono problemi diversi, la popolazione si può suddividere e seminarla in posti diversi. A Pisa, in Toscana, dove abbiamo cominciato questo giro la settimana scorsa, un agricoltore siciliano che ha la popolazione di frumento duro, uno degli agricoltori qui in Italia che hanno queste popolazioni, mi raccontava a quelli che hanno partecipato alla riunione che l'anno scorso, gli avanzava una balla di seme e lui ha deciso di seminarla in un pendio dove lui non aveva mai seminato nulla, perché era pieno di sassi, pieno di erbacce, dava per scontato che non sarebbe mai cresciuto nulla. Ha fatto l'equivalente di 30 quintali ad ettaro, dove in una regione come la Sicilia, dove se ne fanno 20, si è già contenti. Tant'è vero che nessuno dei suoi vicini credeva al fatto che non avesse utilizzato del concime. Il modo più semplice è quello di seminare, raccogliere e lasciarla evolvere, e poi ogni tanto ci si può andare dentro e fare la selezione. Per cui è come se l'agricoltore avesse una banca del seme in evoluzione nelle proprie mani e diventa completamente indipendente. Queste sono alcune foto di queste popolazioni, in cui di fatto vedete di tutto. Le popolazioni poi si possono spostare, questa appunto è una delle regioni in cui ci siamo spostati recentemente. Come vedete ogni tanto escono fuori questi tipi meravigliosi in una situazione in cui gran parte delle piante non sono molto felici. Qui semplicemente perché avevamo spostato questa popolazione da una regione fredda nella quale si era già evoluta per un paio di anni, per cui la maggior parte delle piante non erano molto contente di essere andate in un posto invece molto caldo.
Per cui nella mia seconda visita, nonostante fossi un turista, i turisti in un paese come l'Iran dove vanno? Vanno anche sul Mar Caspio. Succede che sul Mar Caspio si coltiva anche il riso, per cui ho avuto 2 riunioni con gli agricoltori e abbiamo cominciato a discutere di utilizzare questi stessi concetti nel caso del riso. Per cui adesso stanno cercando un po' di varietà per fare un miscuglio e vedere di applicare questa cosa. In Etiopia questo è il secondo anno in cui lo facciamo perché l'Etiopia ha bisogno di materiali del tutto particolari, questo è il frumento duro e queste popolazioni 3 anni fa sono arrivate in Italia e si sono diffuse con una rapidità incredibile, per cui adesso stanno in 13 regioni diverse. E la cosa interessante, ovviamente non tutte le regioni hanno tutte e 3 le popolazioni. La cosa interessante è che l'istituto di cui vi dicevo prima, nelle Marche, con cui ho questo progetto finanziato dal Ministero, questo progetto partecipativo sul pomodoro, ha deciso di fare anche 2 grossi miscugli, uno di zucchini, facendo di fatto una cosa che potete fare anche voi. Loro sono andati sul mercato, sono andati alla Carrefour, hanno comprato tutte le bustine di semi di zucchini ibridi, li hanno seminati, li hanno lasciati intercrociare, hanno fatto questo grande miscuglio e adesso questo miscuglio è stato seminato da 5 agricoltori, uno in Emilia Romagna, 2 nelle Marche, uno in Abruzzo e nel Lazio. E infatti ho incontrato durante questo giro, che è cominciato in Toscana, poi ha incluso il Molise, Lazio, Piemonte, Lombardia, Veneto e adesso qui. Ho incontrato questi agricoltori nel Lazio e abbiamo cominciato a discutere di come utilizzare questa popolazione. Ne hanno fatto un'altra sul pomodoro. E poi qui vicino non ho fatto in tempo a mettere la fotografia, ce n'è una di mais a Portogruaro che andrò a vedere. Abbiamo avuto difficoltà a introdurla nel mio giro, però io ho chiesto a Cristina che a costo di andarci di notte con la torcia elettrica la voglio vedere. E queste sono alcune foto di queste popolazioni. Ecco, vedete qui la diversità che c'è in queste culture. Immagino che vi farete molte domande. Che cosa si può fare con una cosa del genere? Beh, intanto una cosa che si può fare, per esempio questo è uno studente, quello culturbante, che sta aiutando un agricoltore a fare la selezione di alcune di queste spighe. E un fatto recente, che è accaduto appunto durante il mio ultimo viaggio in Iran, io ho avuto una riunione con i soliti agricoltori con i quali lavoro da molti anni e ho notato che c'erano 2 persone che non avevo mai visto prima e quando ho chiesto chi fossero mi hanno detto questa è una storia interessante. Mentre tu non venivi in Iran a causa del visto, queste 2 persone si sono presentate al resto degli agricoltori spacciandosi per agricoltori, si sono fatti dare 50 kg di seme di questo miscuglio, che è così per poco, per un miscuglio di qualche centinaio di varietà, e anziché seminarlo ci hanno fatto il pane. E questi 2 personaggi avevano portato dei campioni di questo pane e vi assicuro si sentiva il profumo come se fossero stati al fondo di questa stanza. Una cosa incredibile. Il fondo non è il massimo. E questo tizio mi diceva, che lui sono già molti mesi che fa questa cosa, che oltre a vendere questo pane a un prezzo doppio di quello normale, si è fatto una clientela molto vasta. Lui sta in un villaggio che è un po' più vicino a Teheran, ma è sempre abbastanza distante, perché c'è un traffico tremendo. E lui mi diceva che ha già cominciato a ricevere un sacco di telefonate da persone che da quando hanno cominciato a mangiare questo pane hanno risolto tutti i loro problemi di allergie, di disturbi intestinali, di altri problemi. Tant'è vero che con quello che ha guadagnato già in questi pochi mesi, quando sono andato via mi ha detto che noi stiamo facendo i conti se riusciamo ad aprire una panetteria a Teheran, perché lì a questo punto poi la clientela diventa di qualche milione. E questa è stata una cosa che a me ha aperto una nuova visione di queste popolazioni, perché non so, io le avevo fatte per dare agli agricoltori qualche cosa da cui potessero selezionare, e in realtà stiamo scoprendo che possono avere un valore commerciale come tali. Ovviamente problemi tipo sincronia di maturazione, una certa uniformità dell'altezza si possono risolvere appunto entrando dentro e selezionando spighe che maturano un po' alla stessa epoca, che sono pressappoco alte e uguali,
si fa una sottopopolazione che è leggermente più uniforme dal punto di vista morfologico, ma che ha ancora molta diversità, e l'altra popolazione si continua a seminare e a raccogliere, perché quella è la vostra garanzia di avere varietà adattate da qui a 20 anni. Perché uno dei problemi del miglioramento genetico per i cambiamenti climatici è che nel miglioramento genetico, il miglioramento genetico tutto sommato non è molto complicato. Se io so che devo ottenere una pianta che è resistente a quella malattia, e ci vorranno 3, 4, 5, 6 anni a seconda della di come è complessa quella malattia,